Buongiorno, ben ritrovate e ben ritrovati. Parliamo questa mattina di realtà imprenditoriali, parliamo di formazione e ovviamente tutto questo calato, collocato nel contesto, nello scenario che ormai viviamo da oltre 8 mesi. Lo facciamo con due ospiti, il primo dei quali andiamo subito a ringraziare di essere con noi e a salutare. Si tratta di Matteo Sinigaglia, che è il direttore generale di Forema Assindustria Veneto Centro. Buongiorno a lei. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere con noi. Cominciamo subito a ricordare Forema, che è un po' un'istituzione storica nell'ambito industriale e imprenditoriale non solo di Padova, ma diciamo del Veneto. Che cosa è questa realtà che lei rappresenta? Beh, Forema è una società storica, appunto, esiste dal 1983, è una delle prime società di formazione nell'ambito confindustriale in Italia, opera prevalentemente sul territorio padovano ed in particolar modo abbiamo due target di riferimento. Da un lato evidentemente le aziende, quindi tutti i lavoratori occupati prevalentemente di aziende manufatturiere del nostro territorio, dall'altra parte poi ci occupiamo di formazione soprattutto per neodiplomati, neolaureati, persone in cerca di una seconda chance e quindi di ricollocamento. È incredibile perché lei ci ha parlato del 1983, cioè in questi ultimi anni la parola formazione, no? Come risuonava, rimbombava anche tra le pareti di quante sale, riunioni e congressi. Diciamo che allora l'Associazione degli Industriali di Padova ha avuto una vista estremamente lungimirante. Assolutamente, all'epoca nacque per sfruttare anche quella che sarebbe stata l'onda positiva del Fondo Sociale Europeo che tanti ha formato, diciamo, nel corso poi degli anni 90 e dei primi anni del 2000. Oggi di formazione torniamo a parlarne più che mai, magari con delle modalità diverse. Abbiamo visto la ministra Azzolina con la DAD, insomma ci ha portato, no, verso una nuova dimensione. Evidentemente anche noi abbiamo dovuto uscire, per così dire, dalle aule tradizionali per utilizzare sistemi, meccanismi di video lezione piuttosto che di e-learning, piuttosto che di metodologie nuove rivoluzionarie. È incredibile perché, insomma, sia lei che il sottoscritto siamo stati studenti, siamo stati insomma, allievi delle scuole e il fatto ovviamente di avere il contatto anche con compagni, magari a volte anche un po' contatto duro, con gli insegnanti, insomma il discorso della presenza è importante, crediamo anche dal vostro punto di vista, ovviamente lei mi ha citato l'e-learning, grande risorsa della tecnologia indubbiamente, però insomma come diciamo, tenere un corso avendo la persona davanti, insomma, non esiste un'altra realtà più importante e significativa. Assolutamente. Beh, diventa evidentemente più difficile, più complesso. Un lavoro profondo lo stiamo facendo soprattutto sugli insegnanti perché mantenere una presenza costante per 2, 3, 4, 5 ore di fronte al monitor di un computer, lo sappiamo, non è assolutamente semplice. Ci stiamo inventando delle regole nuove, se vogliamo, vedi ad esempio la gamification. Che cosa significa? In buona sostanza introduciamo dei piccoli giochi, proprio come se fossero dei videogame, in modo tale che durante la lezione ci sia la possibilità di smarcare quelli che vengono definiti, diciamo, dai giovani dei badge e quindi una sorta di punteggio che ti permette evidentemente di mantenere alta l'attenzione e quindi, diciamo così, di arrivare poi al risultato, al completamento della lezione. Evidentemente un profondo lavoro è da fare anche sui docenti perché, diciamo così, un conto è insegnare con 20-25 persone davanti nella quale possiamo intelleggere le espressioni, la mimica, il verbale, il non verbale, dall'altra parte insomma anche il docente si ritrova di fronte allo schermo di un computer. Supponiamo poi che spesso i ragazzi o comunque i discenti dei corsi spengono anche la videocamera e quindi evidentemente diventa molto complesso capire se quello che si sta dicendo, se quello che si sta insegnando arriva oppure no. Ecco, qui l'e-learning evidentemente può essere una compensazione, se non totale, quantomeno insomma parziale, per dare un bel contributo a quelle che sono soprattutto lo sviluppo di nuove competenze. Lei ci ha fatto un discorso che ci sorprende nel senso più positivo del termine, perché quando si parla di soglia di attenzione, insomma, caspita, viene veramente da affermare con un'esclamazione anche un po', se vuole, colorita,
Lo scorso anno scolastico i ragazzi, dal momento in cui è cominciata l'emergenza, sì, ci sono state queste didattiche a distanza, ma nessuno ha imparato niente, nella maggior parte dei casi. Si parlava anche lì di soglia di attenzione che scadeva dopo un tot tempo, si parlava addirittura di computer che venivano spenti addirittura durante le lezioni, per cui diciamo anche gamification, come si chiama? Gamification, esatto. Ecco, anche una tecnica di questo genere, cioè allargarla anche all'ambito didattico in senso stretto, lei cosa ne pensa? Ma guardi, assolutamente queste sono tutte logiche che devono prendere piede, dovranno prendere piede. Ci sono paesi come sempre un po' più all'avanguardia del nostro, nella quale già hanno introdotto ben prima dell'epoca Covid attività di questo tipo ed evidentemente danno dei risultati. Ripeto, non è la manna dal cielo che risolve ogni situazione. Lei prima citava giustamente la presenza, il fatto di avere un compagno, di cominciare diciamo così, a stimolare un certo tipo di relazione all'interno della classe, questo è evidentemente fondamentale, fa parte diciamo, del bagaglio per chi insomma, ha la nostra età, no? Dei bei ricordi della scuola. Questo deve quanto prima ritornare in una situazione normale, però tutto sommato, voglio dire, non dobbiamo nemmeno vivere costantemente in uno stato di emergenza come era la primavera scorsa, perché ad oggi esistono comunque dei supporti informatici. Noi, tra l'altro anche noi in Forema, voglio dire, stiamo puntando molto su questo per riuscire a raggiungere quantomeno dei buoni risultati. Noi abbiamo intitolato questa puntata, che oltre a Matteo Sinigaglia vedrà tra poco Giada Marafon, responsabile del Cubo Rosse, andremo anche a scoprire di cosa si tratta. La domanda che volevamo farle è riferita al titolo. Noi abbiamo intitolato questa puntata Essere impresa in tempi di Covid. Lei in questi 8-9, quasi 9 mesi che si sono vissuti, come dal suo punto di vista ha visto, scusi il gioco di parole, la situazione, la condizione delle imprese evidentemente in difficoltà, perché si è parlato di un primo lockdown, a citare anche solo il termine adesso, è logico che fa rizzare i peli del braccio. Assolutamente. Le imprese stanno, ahimè, vivendo in un momento drammatico, così come la condizione del lavoro. Cosa si può fare? Ci sono delle risposte? Assolutamente sì. Vi riporto alcuni casi concreti che abbiamo avuto modo di vivere anche noi direttamente in Forema, sia nei confronti di grandi aziende che evidentemente hanno saputo investire in tecnologie, in didattica a distanza, in sviluppo di nuovi prodotti, e questo diciamo fa parte di scenari, se vogliamo, appunto per imprenditori che tutto sommato hanno anche la possibilità di espandersi, mettiamola così, su mercati anche dal punto di vista internazionale. Certo. Ma queste stesse logiche possono valere anche per piccoli imprenditori, per piccoli artigiani. Nel nostro mondo qualche settimana fa siamo entrati in contatto con un piccolo panettiere che diciamo così, aveva la possibilità di avere il suo negozio fronte strada in un periodo diciamo, anche particolarmente affollato, come era l'apertura delle scuole, la chiusura delle scuole. Questa persona ha deciso di venire in Forema, di intraprendere un percorso di nuove competenze, di sviluppare tutto quello che è l'ambito dei social media. Oggi questo stesso artigiano vende, tra virgolette, i suoi prodotti in una modalità totalmente nuova, non lo fa più dalle sue vetrine del suo negozio, ma lo fa evidentemente raccogliendo ordini e sviluppando, espandendo quella che è la sua quota di mercato all'interno dei social media più famosi, quindi i vari Facebook, Instagram e cose di questo genere. È la soluzione di tutti i mali? Evidentemente no, ma questo ci insegna che dobbiamo in un certo qual modo disimparare un qualcosa che eravamo abituati a fare per poter imparare un qualcosa di nuovo. Ma questo denota che insomma anche le crisi, anche le più profonde, perché dal 2008 a oggi insomma non ci possiamo lamentare, non c'è mancato nulla, diciamo la volontà di trasformare le difficoltà, come si dice, in risorsa, in opportunità è importante e dipende dal singolo, perché è vero, qualcuno dice ma l'imprenditore veneto ha queste caratteristiche, ma l'imprenditore veneto non potrà mai fare il salto di qualità. Crediamo magari anche a livello generazionale che questo non sia vero. Ma quello che vediamo noi come sistema in realtà è che gli imprenditori ad oggi hanno anche grandissimo senso di responsabilità.
per le proprie persone, per le proprie aziende, per il territorio e spesso anche per le istituzioni che ci circondano. Per cui il mondo della sanità è stata fatta proprio con Assindustria Veneto Centro, un'operazione molto importante a supporto della sanità veneta e degli ospedali diciamo così, sì, di Padova caspita. e di Treviso in particolar modo, ma anche per il mondo della scuola. Anche lì c'è un impegno in prima persona, noi stessi siamo diciamo così, impegnati tutti i giorni per quello che è un profondo orientamento scolastico, in modo tale da dare ai ragazzi e alle famiglie un indirizzo concreto su quelle che sono le possibilità del mondo del lavoro di oggi e di domani. No, ma poi crediamo, se vuole, banalizzando, neanche tanto banalizzando, cioè creare una sorta di catena, cioè è un percorso che deve comunque essere lineare. Vabbè, in Italia non sono io a doverglielo dire, sappiamo bene che il gap, il salto nel buio dalla fine della formazione scolastica tradizionale per chi non fa l'università, nel mondo del lavoro è sempre, come dire, un terno all'otto, purtroppo, anche oggi, che parliamo del 2020. Cioè, riuscire a creare una dimensione per cui si passa in maniera meno, diciamo, scioccante dal mondo della scuola al mondo del lavoro. Assolutamente. Beh, questo trauma, bisogna dire, se così vogliamo definirlo, è profondamente acuito anche dal fatto che ad oggi si sono bloccate di fatto tutte le attività di stage, di tirocinio e quant'altro. Quindi, ahimè, questa è un'indicazione ulteriore, ahimè, di uno, se vogliamo, proprio di un allontanamento dal mondo della scuola a quelle che sono poi le aziende, tanto per intenderci. Esistono però dei percorsi supplementari, ad esempio noi in Foreman ne ospitiamo un paio e sono evidentemente percorsi che vanno a rimpolpare, mettiamola così, tutte le competenze di questi ragazzi e ragazze evidentemente, certo, soprattutto di nuove competenze, quindi hanno molto a che fare con le tecnologie e con il digitale, e sono tutti quei percorsi ad esempio di istituti tecnici superiori nella quale si riesce a creare un ponte fra mondo della scuola e aziende, proprio perché vengono, diciamo così, impartite una serie di skills, se vogliamo anche operative, in modo tale da poterle mettere in pratica subito, fin tanto che si frequenta un percorso scolastico. Sono percorsi duali, significa che evidentemente fin tanto che si va a scuola, magari 2 giorni si va a scuola, si alternano con 3 giorni di presenza in azienda, e questo è un utile bilanciamento, diciamo così, per poter un po' ricucire questo gap che esiste. Dobbiamo anche dire che Padova è sempre stata all'avanguardia da questo punto di vista, insomma, a memoria di chi le parla, che io non sono doc padovano, però l'effetto primario che ti fa arrivando da una realtà esterna a Padova è quella di vedere anche tante realtà dell'insegnamento, istituti superiori, tecnici, che già guardano avanti, vabbè, insomma, non facciamo nomi, ma insomma tanti istituti che comunque avevano già avviato un percorso importante con le aziende in tempi non sospetti, nel senso già ancora prima che qualcuno riflettesse e dicesse ma forse le cose è meglio se cambiano o perlomeno che vadano in un modo diverso. Assolutamente, beh, ne è testimonianza, prima citavamo della fondazione di Foreman, insomma, sì, quindi anche il mondo delle imprese ha un'attenzione particolare al mondo della formazione, insomma già da quasi 40 anni. E evidentemente poi tutto il tessuto scolastico, imprenditoriale, ma vorrei dire anche manageriale delle nostre imprese è permeato evidentemente dall'esperienza dell'università. Insomma, abbiamo un ateneo talmente importante, voglio dire, che è imprescindibile non coinvolgerlo in tutta questa serie di operazioni. Comunque il dottor Sinigalli giustamente faceva riferimento prima a Assindustria Veneto Centro, adesso per chiarire, Assindustria Veneto Centro è una realtà che nasce, se non andiamo errati, 4 anni fa. Assindustria Veneto Centro nasce sì all'incirca 4 anni fa dalla fusione, in buona sostanza, delle 2 unindustrie di Padova e di Treviso e quindi appartiene, diciamo così, alla famiglia di Confindustria. Sì, vogliamo dire che lei faceva riferimento giustamente al sostegno che hanno dato anche al mondo della sanità, cioè 1.400.000 euro raccolti tra i suoi soci e che sono andati a sostegno di progetti di ricerca, di acquisto di apparecchiature sanitarie, insomma.
Cioè, è stato veramente, cioè, questo vuol dire veramente la presenza radicata nel territorio, anche perché lei sa meglio di me che le associazioni di categoria sono spesso nel centro del mirino delle contestazioni, nel senso sono solo macchine per fare soldi, non sostengono i soci, invece insomma, ci sembra che da questo punto di vista... Beh sì, certamente, insomma, le critiche poi ci sono in ogni dove evidentemente. Diciamo che, come dicevo poc'anzi, nel periodo dello scorso lockdown, quindi nella primavera scorsa, in un momento di emergenza particolare, la nostra associazione è sempre rimasta aperta. Guardando in casa nostra, poi più nello specifico anche Forema, di fatto è sempre rimasta aperta. Nell'arco di circa una settimana, 10 giorni abbiamo portato tutta la nostra formazione online e l'abbiamo fatto non solo in un'ottica formativa, ma direi anche di supporto quasi psicologico, perché evidentemente era importante dare un sostegno alle persone che erano a casa in un momento di difficoltà. Altro che essere importante, mamma mia. A Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema Assindustria Veneto Centro, per chiudere questa nostra piacevole conversazione chiediamo chi ci sta ascoltando da casa, se volesse contattare Forema, che sia un giovane che ha aspirazioni imprenditoriali, che sia un imprenditore in difficoltà, insomma, in che modo può muoversi per avvicinarsi alla vostra realtà? Beh, evidentemente ci sono tutti i nostri canali istituzionali social, da Facebook ad Instagram a LinkedIn, c'è il nostro sito www.forema.it, dopodiché direi, al di là di chi ha un'esigenza particolare, anche semplicemente chi è appassionato al mondo della formazione o chi vuole così intraprendere un percorso diverso, contattateci, venite a vedere quelle che sono le nostre vetrine formative, perché sicuramente potremmo dare soddisfazione a quelli che sono i vostri desideri. Grazie a Matteo Sinigaglia, direttore generale di Forema Assindustria Veneto Centro, grazie di essere stato con noi e buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie al nostro primo ospite, noi ci fermiamo qui, tra poco avremo Giada Marafon che è la responsabile de Il Cubo Rosso. A tra poco.